qui presente lui e non c'è più la dottoressa Occupato. Io sono Stefano Castaldello, sono un rappresentante del comitato. Siamo stati in una riunione con l'assessore Conte che ci ha riferito che a livello regionale non è ancora stato adottato il piano regionale dei rifiuti, perché lui dice che dal 2005 dei rifiuti speciali, esatto, che sono quelli che poi andranno trattati in questo tipo di impianti qua, no? È dal 2005 praticamente che lui dice che già ce l'ha in regione e che è là che non si sa. No, non è mai stato fatto, però lui dice che è dal 2005 che è là fermo. Purtroppo non è andata via la dottoressa Occupato, però possiamo spingere a livello regionale, perché siamo tanto bravi noi a livello veneto per quanto riguarda la raccolta differenziata. Riusciamo a mettere in piedi un piano regionale per la gestione di questi rifiuti speciali o no? Cioè possiamo fare qualcosa a livello di cittadinanza o no? Questo fascicolo che adesso ti regalo, però deve essere un piano regionale che punta al riciclo. Perché non si spinge più di tanto? Perché due elementi non sono chiarissimi su questo. Uno è l'elemento politico. Ogni tanto senti parlare di risorse rinnovabili, di energie rinnovabili e ci buttano dentro anche dai rifiuti, cioè inceneritori. Vuol dire che c'è un equivoco e qualche volta addirittura qualche associazione ambientalista anche lo dice, pensa. C'è un equivoco su questa cosa qua, troppo grosso, uno. È vero che il lavoro è andato avanti, è vero che però guarda caso l'altro giorno hanno autorizzato Cadalbue, perché c'è un consigliere comunale e regionale che era prima assessore, che è di Verona e che vuole assolutamente che si faccia eccetera eccetera. Per fortuna è cambiata una vocale, non è più l'assessore quello con la A, adesso l'assessore con la E, e non è che lo vuole, ma quell'altro invece continua a insistere, tanto vero che ogni tanto nel gioco delle parti, questo lo do a te, questo lo do a te, a lui gli hanno dato già questo pezzettino, perché non c'è grande chiarezza politica. Poi c'è anche un problema di formazione scientifica, cioè io li ho conosciuti tutti, insomma, quelli nuovi no, ma quelli che ci sono sì, tecnici eccetera. La formazione scientifica, tecnica scientifica dei più grossi tecnici della regione è filo inceneritorista, e loro erano ogni anno ospiti d'onore nel convegno di Padova, alla fiera di Padova, Seb Pollution, dove sponsor il presidente, il direttore dell'azienda di Padova, dell'AMIP, ingegneri eccetera eccetera, continuavano a pontificare con i loro amici professori eccetera di ingegneria ancora adesso di Padova, a dire che quella è la tecnologia, e mi ridevano in faccia, mi hanno reso in faccia per 15 anni. Io poi non sono più andato a Seb Pollution, ho cambiato, sono andato a Rimini, a Ecomondo, almeno lì ci sono questi e quelli, non ci sono solo gli inceneritoristi e si può discutere con una parte, ma questa roba qua non è ancora finita. Non è ancora finita. C'è una lotta sotterranea di idee, qui non di interessi, non sto parlando di tangenti, è una lotta sotterranea di idee proprio, fra una corrente che ha capito queste cose qua, cioè che il riciclo è non solo dettato di legge, ma è anche economia e anche ambiente, perché in questo caso l'economia si sposa con l'ambiente, se si è puliti nel fare i conti e non si ha qualche pregiudizio, e chi invece è forte della sua preparazione tecnica e ingegneristica continua a elogiare e dire che c'è bisogno. La stessa frase che è stata detta dalla signora di prima, c'è bisogno di un grande avvocato. No, io non sono un grande avvocato. C'è bisogno di chiarezza, c'è bisogno di un po' di competenza, di intelligenza, tutto quello che volete, ma queste competenze troppo iper tecnologiche che sono sempre state messe al vertice della regione, cioè in testa c'è sempre stato l'ingegnere, non il biologo, non il botanico, non l'agronomo, non il medico, quelli da un'altra parte, quindi a curare i malati i medici, non a prevenire. Questa cosa qua in regione, ahimè, ancora, allora ecco che c'è un po' di fatica, e non solo in regione, anche nelle province, c'è un po' di fatica, perché quando c'è magari l'assessore che ha voglia
di forzare in questo senso, spesso si ritrova anche a dover lottare prima di tutto in casa propria con i propri, tra virgolette, dipendenti, che tante volte dipendenti non sono loro che comandano, perché loro restano 40 anni, l'assessore passa, al massimo sta 5 anni e poi va. E quindi loro sanno benissimo che contano più di loro. Io potrei darti i nomi, i cognomi di questa roba qua, della regione, cose che gridano vendetta al cospetto di Dio, tecnici che fanno contemporaneamente l'autorizzazione e sono stati consulenti di chi ha chiesto l'autorizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Di tutto. Questo è penale, questo. Ma io ho fatto un sacco di denunce, crediate che le cose siano andate sempre lisce per tutti, anche se non si sa, ma tanti lo sanno. Il capo delle cave è morto adesso, Ginevra, però è andato in galera, insomma. E una denuncetta gliel'avevo fatta, insomma. Era stato il suo assessore e l'avevo vista lavorare. Allora, questa cosa però non è tanto da penale c'è sulle cave, diciamola più chiara. Su queste cose qua c'è più una questione purtroppo di una preparazione scientifica che è vecchissima, che bisogna cambiare. Io li vedo i giovani che arrivano in regione ogni tanto, proprio li vedo, che arrivano pieni di buona volontà, si mettono a lavorare e poi track si fermano e poi li mettono a fare fotocopie, magari sono laureati.